Questa è la storia del Brenta e del Bacchiglione. Oggi è un video un po' particolare perché andremo a spiegare tramite questa proprio mappa fisica che ho in casa la storia di questi due fiumi che in verità è molto più interconnessa di quello che sembra. In epoca romana esisteva il Medoacus che dopo Bassano si divideva in due rami. Un ramo passava poi per Pezzola sul Brenta, Limena e poi entrava a Padova tramite Montà, mentre l'altro ramo passava per Carmignano di Brenta, poi Rubano e poi entrava a Padova all'altezza di Sant'Agostino. Nel 589 c'è una grandissima alluvione che sconvolge un po' tutta l'idrografia del Veneto e il Medoacus, un po' l'antenato del Brenta, abbandona la città di Padova. E poi si dirama in due rami, il Medoacus minor e manor, ma è un argomento un po' lungo. Dal Medioevo a portare l'acqua alla città di Padova sarà il Bacchiglione, che parte da Vicenza. Nel 1139 Vicenza, in guerra con Padova, decide di prosciugarla dell'acqua del Bacchiglione. Scava quindi il canale Bisatto, che prosegue lungo tutto attorno i Colli Ugani e poi prosegue per Este e poi Monselice. Poi da qua c'erano delle valli alluvionali, quindi l'acqua proseguiva in maniera irregolare fino in laguna. Questi lavori finiscono nel 1143. Padova però non poteva rimanere senza acqua perché alimentava i mulini, serviva per la difesa, serviva per il commercio. Quindi in risposta dal 1189 al 1201 realizza il canale Battaglia che, prendendo le acque che finivano qui, fa un percorso rettilineo rialzato rispetto alla campagna, riportando l'acqua alla città di Padova. In più, per aumentare i commerci e connettersi con la laguna tramite il Brenta, realizza nel 1209 il Piovego, che prosegue da Padova a Stra. Nel 1230 scava la Licorno per canalizzare una parte delle acque del Bacchiglione lungo il percorso sud delle mura. Oggi la Licorno alimenta il prato della valle. Padova nel 1314, per prevenire future contromosse da parte dei vicentini, realizza il canale Brentelle, prendendo le acque direttamente dal Brenta tramite Limena, proseguendo fino a Volta Brusegana. Quindi, anche se i vicentini avessero prosciugato o deviato il Bacchiglione, Padova non sarebbe rimasta a secco. Contemporaneamente, in molti anni, viene realizzato il canale Vicenzone, che prendendo le acque del canale Battaglia e del canale Bisatto, che finivano prima in queste valli alluvionali che dicevo prima, riuscivano a bonificare qua la pianura circostante, canalizzando queste acque, sfociando poi nel Bacchiglione, che proseguiva poi fino in laguna. Venezia, dopo la conquista del Veneto, si accorge però che il Brenta stava progressivamente impaludando la laguna, quindi decide di deviare in parte le sue acque. Cosa fa allora? Dal 1488 al 1507 scava il Taglio, la cosiddetta Brenta Nova, che da Dolo prosegue proprio dritto fino a Calcroci, proseguendo poi per Campolongo e facendo proprio questo percorso qua, sfociando poi in laguna. Questo intervento si rivela però presto un fallimento perché le pendenze erano sbagliate, rendendo molto frequenti le esondazioni. Dal 1604 al 1613, per collegare il Muson Vecchio che scorre qua, tramite Mirano, realizza il Taglio Nuovo, quindi Mirano e Mira adesso sono collegate. Taglio che prosegue poi dal 1610 al 1612 col Taglio Nuovissimo, che prosegue lungo tutta questa direttrice scaricando le acque del Brenta in laguna. Questo intervento era stato fatto anche per risolvere quello che avevamo fatto in precedenza. Sotto il governo austriaco, sempre per limitare l'impaludamento della laguna in questa direzione, viene fatto un nuovo importante lavoro al Brenta, questa volta tagliandolo all'altezza di Stra. Questo canale, realizzato tra il 1816 e il 1840, chiamato la Cunetta o Nuovo Brenta, porta la maggior parte delle sue acque inizialmente in laguna. Invece dal 1896 viene canalizzato insieme al Bacchiglione per farlo sfociare direttamente in Adriatico, all'altezza di Sottomarina. Dal 1842 al 1863 viene realizzato il canale Scaricatore, che scarica appunto la maggior parte dell'acqua del Bacchiglione che prima creava dei danni alla città di Padova, a partire dal Bassanello fino a Volta Barozzo. Questo canale viene poi rinforzato negli anni 20 del Novecento. E negli anni 30 viene realizzato il canale San Gregorio, detto anche di Terra Negra, che collega lo scaricatore direttamente al Piovego. Questa mappa non lo raffigura perché è precedente. Sempre in quegli stessi anni il Brenta venne rettificato in vari punti, creando delle particolarità di confine. Ad esempio, Isola di Torre fa parte del comune di Padova, nonostante sia a nord del Brenta, perché una volta stava a sud del Brenta, come il resto di Padova.